Signore e signori, amici di Talk Conrad, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Siamo in compagnia di un nostro amico Roberto Colella. Ciao a Buonasera tutti, Roberto. ciao. Come va? Bene, 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 siamo... bello, la sala, bello caldo, caldo. Allora Roberto, in Sottochitano Core una delle parole chiave è sicuramente resistenza. Certo. Qual è il significato che ha per te questa parola? Diciamo che nell'ultimo periodo soprattutto è stata una parola totalizzante per me, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista privato, se vogliamo. È stato un periodo di forte resistenza e probabilmente mi ha spinto a capire, a comprendere che forse la vita è fatta, è impregnata di concetti di resistenza. Cioè la vita in sé oggi può essere un atto di resistenza, vivere in maniera onesta può essere un atto di resistenza, e quindi ho approcciato in maniera, se vogliamo, sincera, raccontando delle storie sia personali che altre storie che riguardavano grandissimi esempi di resistenza. Nella prima canzone canti Salvarrà chi mora. Cosa intendi con questo verso? Spiegare la canzone è sempre un peccato, nel senso che, sai, anche è una frase che si conosce bene, ma anche nel postino, no? Pablo Neruda in quel caso diceva la poesia quando la spieghi diventa una sciocchezza, come un trucco di magia che è spiegato. Alcuni l'hanno accostata anche a una visione, se vogliamo, religiosa, no? della salvezza con la morte, ma non è così, almeno dal mio punto di vista. È quasi un punto interrogativo, quindi se salvarà chi muore, la morte come salvezza o no, oppure dare la vita per tutto quello che è giusto. Diciamo, poi le canzoni diventano anche un po' di chi le ascolta, oltre che di chi le Assolutamente, scrive. ma sono di chi le ascolta dal momento esatto in cui si finisce di scriverle, cioè dal momento esatto in cui si alza la penna dal foglio, non è più tu, l'hai persa completamente. Tra le storie di resistenza c'è sicuramente quella di Mirella e Felice. Certo. In quella canzone canti volesse vedere guaglione periferia, passare male colore per chi si è perso la via. Sì. Tra quelli che si sono persi per la strada probabilmente c'è il protagonista di una delle canzoni successive che è Corre Lignam, Certo. che tu hai conosciuto di persona. Puoi raccontarci un po' la sua storia? Beh, Pasquale era il suo nome ed era un senza fissa dimora, era un invisibile, se vogliamo. Viveva a Torre Annunziata Nord. Passava le giornate sull'autogrill a leggere libri di poesia e a scrivere qualcosa. E ci incontrammo qualche anno fa. Mi raccontò un po' della sua storia ed era particolarissima. E mi disse che dal nostro incontro gli è venuta voglia di scrivere e mi diede questo biglietto con su scritto: c'è l'amore nel mio sguardo, c'è l'amore che ti chiama. Da là poi è nata un'amicizia e ci sentivamo praticamente tutti i giorni. Mi svegliavo a qualsiasi ora e diceva un buongiorno, semplicemente per dire buongiorno. No, è stato veramente qualcosa di straordinario, perché era una persona semplicissima e aveva tantissimo da dire, aveva racconti di strada, aveva 60 anni ma sembrava ne avesse 1000. Quindi difficile raccontare la sua storia. A me piace pensare che lui sia ancora vivo grazie magari a un ricordo che può essere una canzone, anche perché è stato uno shock per me la sua morte. Non me l'aspettavo, anche se dovevo saperlo, dovevo immaginarlo. Tutti! Mi rende liberazione, se mai speranza rimane, noi e noi figli è una rivoluzione, ma senza che non sapesse che fa, sì, io senza che non sapesse che fa, volessi giuro da cuore, voglio una periferia, passa una mano colore per chi si è persa la vita, ma senza che mi perdesse pure io, sì, senza che mi perdesse pure io, senza che mi perdesse pure io. Degli altri temi fondamentali che potremmo anche vedere come una faccia speculare, secondo me, della resistenza è quello dell'amore. Tu non sei uno che solitamente scrive canzoni d'amore, ma l'amore è quello di Mirella e Felice, e Certo. amore quello del capitano e del marinaio, Come no? presenti in 14 agosto, che rappresentano un po' il dualismo mente-cuore. Certo. Qual è la tua visione dell'amore oggi? L'amore penso che sia
l'argomento più importante di cui si possa parlare in generale nelle canzoni, ma anche nella vita, ed è questo il motivo per cui di canzone d'amore pura probabilmente sono tutte canzoni d'amore quelle scritte, anche se hanno un contesto sociale forte, è un atto d'amore anche quello, e ho un rispetto talmente sacro per la canzone d'amore che approccio in maniera molto delicata. Quindi nel caso di A cosa giusto oppure di Chi se vo bene, per me Chi se vo bene ad esempio è una sintesi enorme di un concetto d'amore per me importante, che è quello della costanza, che è un concetto che sfugge oggi. Oggi è difficile che gli amori durino come una volta, e questo è un grande peccato. E l'unica risposta che mi era venuta è appunto Chi se vo bene tiene costanza, come ingrediente segreto quasi. Che come a noi io parlo poco e sento, quando fatica ogni passo annanzi, e corre all'ora sotto acqua e vieta, chi si va bene tiene costanza. Sto ancora così, ma colpe a me, a colpe a me, mo che non pago vestuto a festa, notte di sonno per compagnia, mo che non pago vestuto a festa, notte di sonno per compagnia. Notte di sonno per compagnia, notte di sonno per compagnia. Queste sono un po' tutte storie che trovano la loro radice nella periferia. Sì. Qual è il tuo sguardo sul futuro della periferia, tu che l'hai vissuta e la vivi anche in prima persona? Guarda, è complicatissima questa domanda, perché la periferia, secondo me, l'ideale sarebbe che ognuno avesse la consapevolezza che è periferia, quindi è stessa cosa dello Stato o del centro, cioè ogni individuo compone quella che poi è la periferia, compone quello che poi è lo Stato. Fin quando non abbiamo questa consapevolezza c'è poca speranza per farla migliorare. Chiaramente c'è sicuramente una corsa alla periferia, più di una volta, perché il centro ormai sta subendo una stranierificazione, non so come si può dire, ormai è semplicemente un centro turistico, sta diventando una grande capitale europea, quindi Un po' una gentrificazione. sì, assolutamente, in cui purtroppo le abitazioni sono tutte destinate a B&B e sono pochissimi quelli che poi riescono a vivere in centro, perché questo genera degli aumenti dei costi, aumenti degli affitti oppure proprio della vendita delle case, e quindi la periferia sta avendo un boom nuovamente di persone che vengono a viverci. Spero si possa trovare un modo di viverla un po' diverso, un po' più umano, perché il rischio è quello, il rischio è che la periferia venga un po' divorata, come lo è stata già per tanti anni e come lo è adesso. Noi siamo preda della terra dei fuochi, è inutile che facciamo finta che non c'è, ma è un fenomeno enorme, solo che non se ne accorgono, ed è qualcosa su cui batterò chiodo, finché batterò sempre, perché è qualcosa che non mi sta bene, è qualcosa che non dovrebbe stare bene a nessuno, pure a quelli del centro, perché poi i frutti di quella roba li mangiamo tutti, indistintamente. E dalla periferia veniva anche Sergio Bruni. Abbiamo Certo. visto sul tuo profilo Instagram che Sì. hai provato una bruna, che è anche una canzone che ha un significato molto forte. Penso alla frase che sa fatta croce con l'acqua e mare. Bellissimo, Che bellissimo. significato ha per te quella canzone e quella frase sola? Diciamo che mi sono avvicinato a Bruni molto tardi, perché sono cresciuto ascoltando musica straniera, ascoltando il rock, ma anche generi pesantissimi. Poi avvicinandomi al napoletano ho iniziato a studiare
senza emulare, perché quella è la cosa che più mi infastidisce, il principio di emulazione di qualcun altro. E anche l'approccio a quella cover, cioè a quella canzone di Sergio Bruni, è stato un omaggio, ma chiaramente una rilettura totale, fatta con il quartetto Yenda Nueve, il quartetto d'archi. Quella canzone è straordinaria, c'è poco da dire, è qualcosa che mi emoziona fortemente e rappresenta un Sergio Bruni cantautore, che non era solo interprete, perché era una delle canzoni scritte insieme ad altri autori, ma comunque frutto del suo ingegno. E la trovo veramente meravigliosa. Che il s'ha fatta croce con l'acqua e mare è una frase di una potenza così enorme. Immaginate questa donna, se pensiamo all'atto pratico, cioè proprio lei che tocca e si fa la croce per buon auguri, cioè immaginare a me fa venire i brividi, veramente. In conclusione, ci può essere un fil rouge che lega le canzoni e anche il processo creativo di Sotto Chitene Coro e Parco Sofia, che partono un po' entrambe dalla periferia? Guarda, in realtà anche Ovichele Lalleria parte dalla periferia, non c'è nessuno dei brani che sia nato pensando necessariamente al centro storico, cioè l'ho vissuto profondissimo, cioè, però è nato tutto effettivamente dalla periferia. Quindi l'approccio è quello, ma è inevitabile, non è una forzatura, è che vivendola ogni giorno mi viene da raccontarla. Quello è il desiderio, provare a raccontare quello che ognuno ha più vicino. Poi se anche il Burkina Faso di Thomas Sankara può essere periferia, allora racconto anche quello e mi piace, mi emoziona. Roberto, io ti ringrazio. Grazie a te. È stato un piacere. Piacere mio. Ciao. Ciao. Visto che questa sera è il sapore di casa, sono sempre stato qua. Siete pronti, voglio? Iniziamo con un'ola, tipo casa non ne ho case, pana da rivoluzione. Pure mamma sempre lì per guardare. Ma sempre ora sto barco lontano di un mondo, una chitarra a mano, un bel genio e pensare niente. Sotto pienza che a me cagando questi tuoi parole, la speranza che non muore, ma che stessa voleva. Un pensiero ma lontana sta stazione, scende un guaglione che sta bascia, tu che voglio di passione. Via seconda a destra e dopo mi di scuola va a sinistra. La strada è sempre la stessa e tu non puoi sbagliare palazzo. Un unico coro forte, la più forte. La sua pezzo. Come? No, non sento. La sua pezzo. La sua pezzo. La sua pezzo, ma se sempre stai questa musica, passo fino a te che stai lontana, ma sotto la pienza come me cagando questi tuoi parole, la speranza che non muore, ma che stessa voglia. Un video a questo striscione, vai tu.
sono sempre stato qua. Grazie ragazzi, grazie mille, sono sempre stato qua. Grazie per questi primi 10 anni, grazie a voi ragazzi. Che grandezza.